dalla strada. Spegni. Attenzione. Guardate bene. Tu l'hai vista? Guardate qua. Ingresso, corridoio, sala. Voi due scendete dalla scogliera e a 00:25 entrate dalla cucina. Mentre noi entriamo dall'ingresso. Su, gli orologi. Allora attenzione, pronti per 00:25. Su, avanti signori, avanti, un po' di gioco allegro per piacere, avanti, monsieur Dame. Ma diavolo, ma ti vuoi decidere a giocare? Ah, ecco, ecco, allora, decidi qui, avanti, siediti. 20.000. E vedrai che vincerai. Proviamo più, monsieur Dame. Hanno il coraggio di chiamarlo Chemin questo strazio. Oh, valeva proprio la pena di darsi da fare. Madame Dahlia? Sì. 2 molari, sostituzione del canino. E che cos'è questa roba? È il conto nel dentista. Mi ha detto di portarle qualcosa di scritto. Credo proprio che sia lui. Guardi la firma, il taglio della T. Oh, mamma mia, ma che cosa mi combina? Ma signora mia, guardi qua, guardi che non corrisponde. Gliel'ho detto che sarà uno straniero, un uomo che deve arrivare da molto lontano. E in principio mi farà molto soffrire. E difatti lui è ungherese, in quanto a soffrire... Sì, trapano, ma insomma, signora, vogliamo essere un momentino più serie? Via qua. Dunque, sarà un uomo eccezionale, un uomo che deve arrivare perlomeno in yacht. Ma si calmi, si calmi. Il dentista ce lo teniamo come riserva, eh? Oh, signora, andiamo. Calma, presto, calma. Fatti piccolo, su. Calma, vai presto. Permesso? Su, portatemi la palla. Ale, circolo, su. Momento. Dai. Chiudi. Silenzio, zitti. Silenzio, signori. Catena, presto. Ehi, giovanotto, sulle mani. Come d'attore, attento. Chi mi chiama? Chi? Ah, sì, scendo. Facciamelo accenda la luce. Dove è la luce? No, per carità, signor commissario, madame è in trance. La luce improvvisa potrebbe ucciderla. Piano. Sono in campo le milizie. Prendo il comando per Santo Giovanni. Fatemi fare, fiorentini. Avanti la destra, avanti ancora. Che fortuna, signor commissario. Gli Giovanni dalle bande nere. Spirito di prima categoria, messaggi infallibili. Messere, con chi combattete? Con napoletani. E come va la battaglia? E come ad andare? Si vince. Bene, magnifico! Scrivere Fiorentina-Napoli, 1 e 13, che 13! E poi? Inter Atalanta. Lasciano di Bal con l'Atalanta, abbiamo già vinto domenica, 4-0. Ehi, tu accendi la luce, presto voi, che cosa ci state? Avanti. Piano, coraggio, madame, coraggio. Finiamola con queste buffonate. Signor commissario, io protesto nella maniera più energica. Protesto anch'io. Lei, signorina, aspetta e si accomodi da quella parte. Presto, meno storie. Ehi, voi due, perquisizione. Ah, dove sono? Per ora sta qua, ma ce ne sta poco, gliel'assicuro io. Dove sono le carte? Fuori, dove sono le carte? Quel passon, mon Dieu, quel passon là nel cassetto. Costantin, un siluro, triplo. Beh, dove sono le carte? E qu'est-ce que vous ne vous en plus? Regardez! Regolare certificato di abilitazione all'astropsico-chirocarto-chiaroveggenza! Attestato del Centro Studi Metapsichici di Anversa! Diploma dell'Unione Fakiri di Calcutta! Diffida della questura di Genova, 3 processi per truffa. Con luminoso trionfo della giustizia! Per mancanza di prove, lo so, ma io non c'è caso. Mais calmez-vous, mon secrétaire! Non, mais calmez-vous! Voilà le chiavi! Io non c'è. Vede, se c'è un momento pericoloso nella vita nazionale è proprio questo, fine villeggiatura. Le malinconie insomma, autunnali, con le conseguenti crisi politiche, lasciando a parte i protesti cambiari, sono dovute a una forte importazione in città di delusioni femminili, fine villeggiatura. La mia missione è chiara, no? Ma basta!
Signor commissario, Cosa c'è? una pistola. Ah, detenzione di armi. Permettevo, commissario, permettete! Ah, no, fermo! Siete un giocattolo. Ha visto, signor commissario, che è tutto innocente qua dentro? Adesso senta, devo dirle due parole. Due sole Ah, no, parole. basta! Ah. Gliele dirò io 2 parole. Ah. E la pianti. Nient'altro? Tutto in regola? Documenti a posto? Sì. Va bene, sgombrate. Ehi, voi 2, domattina al commissariato. E perché no? A che ora? Alle 10. No, facciamo a mezzogiorno. E perché? Ah, perché non vorrei sacrificare la mia partita di pesca. Ah, è così bello in queste prime nebbie mattutine il passaggio delle triglie in amore. Tira. Sì, Dai. Vediamo un po'. No, io mi appo Che subito questi, vero? meraviglia! È buon segno questo, buon segno. Quanto c'è? Nulla. Come nulla? Nulla, perché questi me li tengo io. 2 mesi di paga, 3 scatole di sigari e questi per la barca. Quale barca? La barca è piglio oggi, ritorno a Livorno. In barca. Come ci vuole andare, a piedi? In casa c'è l'affitto da pagare, qui c'è il droghiere, qui c'è il macellaro. Ragazzi, me lo dite di dove si passa? Su Iodi ci si amina male. Io fo tutti i mestieri, ma la fakira nostra? No, non è più aria, io mollo. E la nostra società? Per me è bella e sciorta, ma qui c'è da farsi venire un'ulcera sullo stomaco. Tutti i giorni si mangia meno e si digerisce peggio e ti trovi sempre le guardie fra piedi ogni momento. Date retta a me, ragazzi, venite via e in barca. Aveva ragione mio nonno, pover'uomo. Quando l'andavo a trovare a Portolongone me lo diceva sempre. Bimba, in mare non c'è cantonate e le gente le vedi di lontano. Allora qui, sul bene di mia madre, ci beccan tutti a buo di gallina. Costantin? Ma Costantin, la senti? E non dici niente? No, perché dovrei darle ragione. Anche tu. Oh, Costantin, non sei proprio più l'uomo di Algeri. Madame, 2 mesi di lavoro e voilà le capital. Costantin, sarebbe la prima volta che ci ritiriamo sconfitti da un'impresa. Anch'io ho avuto un nonno e mi diceva, ragazzo, si può perdere ad Austerlitz e vincere a Waterloo. Per fortuna mio nonno stava zitto e lavorava in silenzio. 25 anni nella sua piccola tipografia giù in cantina. Una sola frase al processo. Quando gli dissero che era costato lo Stato non so quanti milioni di euro, rispose: signor Presidente, lei non sa quanto costi ad un artista adattarsi al cattivo gusto di questi nostri biglietti da 1000. Ma lo disse dopo 25 anni di lavoro e voi vi arrendete dopo 2 mesi. Cleofe, resisti. E non mi signora. fare il solito sproloquio sulla difficoltà di trovare persone di servizio. Rammenta che ho fatto di te una dama, quando vuoi. Oggi tu hai un avvenire, conosci la cucina internazionale e sei anche una brava cartomante. È proprio lì il guaio. Perché? Ma come perché? Ma guardi cosa mi viene da 3 giorni. Vediamo un po'. Beh, vabbè, qualche contrattempo, qualche piccolo contrasto. No, questa è galera. Me l'ha insegnato lei. Ma Cleofe, lo sai perfettamente che la cartomazia è un'arte un po' elastica. Vediamo un po'. Sì, 10 di picche e 2 di fiori. Boh, lo so, qualcosa di chiuso, di poco arioso, ma non è detto per carità. Che vi dicevo? Arrivi, guardate, qualcosa si muove. Ma ve l'ho detto, 4 di quadri, per forza. Ma per forza, me lo sentivo. Farà cittadini del mondo. Ehi, c'è una certa aria di... Non mi sembra niente di meglio del normale turismo. Prese posto nei pullman per riunirsi al congresso. Oh, che stupido, che congresso! Che congresso? Sì, oggi al casino qualcosa sulla pace. Beh, pace o no, mi pare che ci sia del movimento, vero? La pace, signori, non può essere ordinata, imposta così come si impongono le guerre. Ma non è un uniforme da indossare, ma è una verità. Verità che deve scaturire dalla più intima profondità di noi stessi. Non ci può essere pace finché non ci sarà pace nel cuore degli uomini. Uno dei primi, forse il primo scopo del nostro movimento, per il cui raggiungimento trovai larga comprensione nel direttore di Paralleli, che mise a nostra disposizione la sua splendida rivista. Il primo scopo, dicevo, è scaturito dalla necessità di liberi incontri tra gli uomini.
fuori da qualsiasi fraudolenta deformazione statale. Solo dalla libera conoscenza può nascere quella libertà dalla schiavitù che lo Stato impone con la sua arma più potente, la paura. E la liberazione dalla paura vuol dire liberazione dall'odio. Ma come? Da dove cominciare? Non avemmo dubbi. Si incontrino per primi quegli uomini che, accecati dalla frode statale, tentarono di uccidersi nelle tenebre più fitte che mai abbiano oscurato il mondo. In questi luoghi infierì la battaglia. Che cosa vedeste voi, ciechi di odio, della trionfale bellezza di questo paese? Niente, ma oggi no. Oggi potete vedere tutto nella serenità dell'amore, perché mi auguro che dalla reciproca conoscenza fiorirà reciproco amore. A voi, gente di ogni paese, pellegrini d'amore, il mio saluto, il mio messaggio di pace che a vostra volta porterete nel mondo. Il presidente del nostro movimento dell'onore concessomi con l'incarico di premiare i vincitori del nostro primo concorso internazionale tra gli ex-combattenti di tutto il mondo per la più bella frase auspicante la pace universale. Signori, ho l'onore di annunciarvi che per voto unanime della giuria è stato dichiarato vincitore del nostro concorso Coppa d'Oro per la pace e 3 mesi di soggiorno nel nostro paese, il signor Kaikiro Eguchi, Giappone. Secondo premio ex equo, Coppa d'Argento per la pace, 2 mesi di soggiorno nel nostro paese, al signor Sigmund von Schwarzenhausen, Germania, e al signor Bill Miller, Stati Uniti. Signori, quale presidente del locale ente di cura, ringrazio i signori presenti per avere accolto la nostra modesta ospitalità. Rammento che un vaporetto è pronto per un'escursione al Golfo. Alle 13 precise, colazione nelle sale dell'albergo Astor. You speak English? No. Sprechen Sie Deutsch? No, sorry. Goodbye. Auf Wiedersehen. Hey, driver, let's take a little ride, huh? Che? Ich möchte in die Richtung fahren. Cosa? Hey, driver. Volere andare là? Yeah. Anch'io volere andare là. Ah, tu parli italiano? Poco poco. Non è Ah. possibile andare insieme? Yeah. Good. Sempre diritto? Ja, ja, Dite voi dove fermare. ja. Yeah. Tu andare ancora? Ja. Tu dove andare? Pullman, passeggiare. Tu dove andare? I also, anch'io passeggiare. Hey, stop here. Io arrivato. Hey, you! Where are you going? Anche io arrivato. Here? Strange, molto strano. Tu dove andare, eh? Das ist meine Sache. Ah, tu non parlare più italiano, Nein. eh? Giovani, What? 2000. Ah, I see. Lass das sein. Gib's dem Kerl. Drop dead.
Vai, Parmira. Ma te lo voleva il vizio aspettare la mancia, no? Pinocchio, sì. Vai. Hello, baby. Buongiorno. Cosa volete? Oh, just for look and see. Ah, mano? Oh, hello, how no, are you? mano, Eh? leggere? Ah, giuoco, ho capito. Alle 10. sì, Ah, poi sta Alex. fermati, hold oh, on, cos'è? wait a Oh, minute, giovanotti, porca miseria, non c'è nessuno. Ma me lo volete dire chi cercate? Shh, quiet, quiet. Fermati te, ma dove vai? Ti può essere tornato un tombolo? What do you mean, Tumble? No. Tu sei dai Oh. bash one, you old battle axe. Ma guarda, io, padroni di assa, ma dove andate? Oh, giovanotti, fermati! Ma ti può essere in piazza Mazzini? Ferma, maledetto la razza. Giovanotto, dove vai? Non mi fate compromettere perché ci spiglia seggiolate, eh? Me ne dovete essere scordati che siamo fatti a Livorno. Don't, Griffle Bang. After all we did for you, you should talk like that to me. All you can remember is Tombolo. Tu madre, per piacere. Now, why did you think I came here, huh? To steal? Get wise, man. Me open the war's been over for 8 years now. Ja, aber endlich auf und lass uns in Ruhe! Ho capito, ci risiamo. Deve essere ritornato Hitler. Signora! Oh, signora! Signora! Signora, mi lasci fare che gli spacco la testa. Ci penso io. Buongiorno. Buongiorno. Guten Morgen, gnädige Frau. Good morning. Tu padrone da casa? Già? Sigmund von Schwarzenhausen. Bill Miller. How do you do? Questa stanza è la mia stanza in guerra. Hier habe ich gewohnt. Questa stanza è la mia stanza in guerra. E ora momentaneamente mia, scusate. Io non conoscere voi. Quando io arrivare, casa nessuno. Dove essere voi in guerra? Guerre? Bombe? Io filare. Io arrivato, io ho preso questa stanza. Io avevo presa tu questa stanza. Tu nicht preso. Io ho lasciato questa stanza, ha scritto il mio nome. Mein Name ist And io ho scritto mio nome. Oh! That's my name. Ecco mio nome. Du hast meinen Namen ausradiert? Yeah. So, du scheinst mir ja frech zu werden. Jetzt pass mal auf. Take it easy, bud. Take it easy. Don't get yourself up in an uproar. Signori, calmatevi, fatemi capire qualche cosa, no? Uno per volta. Lei? Vada là. Vada là. E lei venga qui con me. E mi dica tutto. E allora? Questo mio diario. Jawohl. Giorno 23 giugno 1944, ore 9, essere arrivato a questo paese. Io, Oberleutnant in regimentscomando. Io besetzt, occupato questa casa per comando. Questa stanza era mio. Ah. Voi parente questa ragazza? Cosa? Voi parente Giulietta? Ma chi? Questa. Chi essere questa? Voi non parente? Ah, è mio nipote? Io sono la zia. Zia. Ach so, tante. Ach, so tante, io. Ogni sera, dopo guerra, molti cannonenschüsse, colpi cannone. Io tornare qui con Giulietta, restare solo e mi innamoro di Giulietta. Giorno, bam, 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 molto cannone e notte amore. Giorno Bom, bom, bom. e notte amore. Da 23 giugno a 5 settembre 73 notte d'amore. Ja, 73 notti, Giulietta, io Giulietta. 73 notti? Richtig, Tutte le notti? tutte notti. Tutte notti fino a 5 settembre, ore 17. In grande stanza, comandante Vereinigte Offiziere e da ordine partenza. Io non voleva. Resterà qua. Di quelli nessuna paura. Mio comandante avere ordine partire. Dopo guerra ogni giorno voleva tornare a trovare Giulietta. Dove Giulietta? Non c'è. Ma scusi, lei non ha avuto nessuna notizia diretta di Giulietta? Nessuna notizia. Oggi volere trovarla. Io restare qua, dormire qua, aspettare come mie notti d'amore. Wait a minute. You non restare, io restare. Ja, du bist wohl verrückt, hier bleib ich allein, verstanden? Non ricominciamo, eh? Ora tocca a lui. Oh.
Lei adesso viene qui e mi dice tutto. Ah? Beh, During the war, Ah. durante guerra, io occupare questa casa Ah. e io abitare questa stanza. ma scusi, quando? 5 settembre. A che ora? 5 in the afternoon. Allora lui partiva e lei arrivava. E non vi siete incontrati? No. Là, e là. Io ho messo molti cannoni. Anche lei? Bam bam bam. No. Quelli bum bum. Noi bum bum bum. Quelli bum bum. Noi bum 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 bum. Bum 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 bum. Basta! Ho capito. E noi in mezzo prendevamo bam bam e bam 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 bam. Sì, ma non fa niente. Qua. Io ho messo Rita Hayworth, Ava Gardner, Betty Grable. Pictures. Dopo guardare Giulietta. Out Rita, out Ava, out Betty. Bruciare tutti. Stare con Giulietta tutta la notte. Stessi innamorato. Yeah. Giorno, guerra, tanto guerra. Notte, Giulietta. Ma scusi, fino a quando? 9th December. Tutte le notti? Yeah. 114 notti? 114 nights. 114. Scusi. 73 più 114 sono 187. All'anima di Giulietta. What'd you say? Niente. Allora, il 9 dicembre lei è partito, un po' stanco, vero? Yeah, partito. Ma sempre pensare a Giulietta. Tutta la guerra pensare a Giulietta. Tornato a Texas, pensare a Giulietta. Molto thin. Magro. Psicoanalisi. Dottore, dirmi sedia, cosa pensare? Mi risponde Giulietta. Letto. Mi risponde Giulietta. Cravatta. Mi risponde Giulietta. Chewing gum. Mi risponde Giulietta. Andato in mio ranch. Fattorie. Ah, perché lei ne ha più di una? Molte fattorie. Guardare vacche. Molte vacche? Molte vacche. Guardare vacche. Sempre pensare Giulietta. Lo credo. Volevo dire, insomma, certo che la campagna è terribile in questi casi. Giulietta. Finché lei è venuto qui per rivederla, vero? Sfida io, queste ragazze moderne. Però, 187. Boh. E ora che cosa vuol fare? Io restare qua. Cercare Giulietta. Aspettare Giulietta. Anche lei. Ma, scusi, non capisco. Non ha nessuna notizia lei di Giulietta? No, non so. Ma quando siete partiti, vi siete lasciati, cosa le ha detto? Non capisco. Quando Giulietta se n'è andata, che cosa ha detto lei? Cosa dire lei? Io non conoscere Giulietta. Solo No. questa Giulietta. Io non ho mai visto Giulietta. Lei non ha mai visto Giulietta? No. Non l'ha mai... Scusi, mi viene un dubbio. Signor Sigmund! Jawohl, gnädige Frau. Forse non ho capito bene, ma lei conosce Giulietta? L'ha vista? L'ha toccata? Gesehen? Mai. Niemals. L'avevo immaginato. Lei conosce soltanto il ritratto ed ora la vuol conoscere in carne ed ossa, vero? Ja, dov'essere Giulietta. Dov'essere Giulietta? No. Calma. Boy, you- Non è una cosa così semplice. Watch out, but if you don't want to get Hör hurt. auf, sonst hau ich deine... Ma ragazzi! Ma andiamo! Una storia così bella, volerla sciupare così. Scusatemi, vero? Ma sono commossa. Che pagina d'amore. Giulietta, cara Watch out Giulietta. now. Sta buono. Andiamo. Scusi, signor Sigmund. Lei abita in Germania, vero? Ja, E in quale città? Hamburg. Ah, e qual è la sua professione? Stockfisch, Bacala, Baccalà. Pesca, Barke. E molto baccalà? Ultima pesca 7330, 7330 Bacala. Ah, bene, signor Sigmund. Bravi miei storcetti innamorati. Ma come mai siete arrivati così, senza valigie, senza bagagli? Valigia in albergo. E quelle che cosa sono? Premio di pace. Io ho vinto premio di concorso per pace. Anche tu? Ja. Oh, è vero, che stordita, mi dimenticavo. Il concorso per la pace, sì, pellegrini d'amore. Che bello, che bello. Attenzione. Se siete buoni e vi mettete d'accordo, io vi prometto... Yeah? No, non posso ancora promettervelo, ma sarà una sorpresa, una grossa sorpresa. Ora svelti, correte all'albergo, preparate le vostre valigie e tornate qui per l'ora del pranzo, 8:30. E chissà che non sia pronta la sorpresa. Io abitare questa stanza. Wait a minute. Io non lasciare questa stanza. Sì, va bene, basta, poi ci metteremo d'accordo. E perché adesso non potreste dormire tutti e due insieme? Io vi preparo 2 bei lettini? Oh, Not me. me. Sì, vabbè.
Vabbè, ne riparleremo. E ora andiamo, eh? E ricordatevi, 8:30. E puntuali, mi raccomando. Cleope, accompagni i signori. Sì, con la chitarra. E tienili separati, possibilmente. Bye bye. Bye bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, gnädige Ciao. Frau. Sì, eh? Andiamo, E ricordatevi, andiamo. se siete buoni, avrete una bella sorpresa. Creditori? Tutt'altro. Chi sono? È una cosa un po' complessa. Vieni con me, vieni. La vedi? Guardala bene. Beh? Chi è? Che ne so io? Sarà qualcuno dei padroni di casa, una parente della contessa Pescetti? No, figlia, no. Forse potrebbe essere una nipote. Ma non ha importanza. Da questo momento è mia nipote. Cosa dici? Costantin, ascoltami. Tu che sei un vecchio lupo del cinematografo, conosci generici, comparse. Vabbè, ho rifiutato la parte di Petronio. Sì, lo so perché Blasetti te la tira, lo so. Sì, ma non è detto sì, che con sì, quello, vabbè, dai, lascia io- andare, lascia andare. Mettiti qui. Spaccati il cervello, ma tu non esci da questa stanza se non hai trovato una ragazza sui 25 che possa essere la sorella. Sorella. Beh, vabbè, facciamo la nipote, ma insomma che abbia una strana rassomiglianza con questa. Costantin mio, sforzati, caro, ma da questa Vabbè, dipende io mi tutta la nostra sforzo, stagione, guarda. dipende. Toh, prendi questo. Dunque, bellissimo di scooter, no, senza veli neanche canzoni. Non è semplice, capisci? Non è semplice. Ci sei? Oh, Sì, che lei, bellezza. spiccicata. Ma che è gna 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 gna? Ma no, ma fa presto. Faceva la carota. La carota. Sì, la carota. Nella scena del mercato in un balletto al Bernini, io la vedo ancora, tale quale. E finiva proprio così, sotto il mio naso purtroppo. Perché purtroppo? Perché non si lavava Ma niente, molto. la laviamo noi. E dov'è adesso? Ma come? Corno! Senti, adesso tu vai giù da basso e ti attacchi il telefono, hai capito? Perché questa carota deve arrivare questa notte. Stanotte la carota la voglio qui. Cammina, a costo di noleggiare un elicottero la voglio qui. Dove la peschiamo? Aspetta, ce l'ho, lo curcio. E chi è? Una specie di impresario. E allora vai a telefonare subito, muoviti. Cleofe? Cleofe? Cleofe, ci siamo! Sì, ci resteremo. Ma dove siamo? A non fare la scema, altro che barca. Senti, vai su nella cameretta, pulisci, spolvera, lucida, eccetera. Ah, senti, Sì. poi vai qui nel giardino di questi qui accanto e prendimi dei fiori, molti fiori. Guarda, voglio la casa già. piena di fiori. Ah, e poi vai anche in drogheria. Signora, ma io non mia frego, li sa. Lo sa che il mio nonno... Oh, non ricominciamo col nonno, No, eh. io mincio, finisco. Ma lo sa il mio nonno sul letto come ci aveva scritto? No. Poveri sì, ma stanchi mai per piacere. Cleofe, un giorno. Potresti anche sacrificarti per un giorno che se tutto va bene questa sera noi siamo sistemati. Senti, alle 8:30 precise, pranzo per 3. Ma chi lo fa? Tu, Ma io? Ma con cosa? con le cotolette. Con le cotolette, signora, mi faccia ridere le otolette. Sono 2 giorni che siamo senza ghiaccio. Lo sa, stamattina l'ho tirate fuori. La gatta è scappata via, pareva un razzo e non c'è più E tu rivista. preparala con la salsa ungherese. Quella rossa? Ma sì, rinforzala con dello zenzero, con una bella dose di pepe di cayenne. Un Gesù mio, ma chi ha invitato? Vuoi le mangiare il fajo? E poi? E poi guarda, io te le rimando indietro perché tanto loro non ne mangeranno. Allora tu ci dai una bella risciacquata e poi già, le è un riservi in bravo. tavola con della salsa tartara, della salsa verde, con molta verdura. Ma la verdura chi ne la dà? Sciocchina, con tutte quelle piante che ci sono sugli scogli. Ho capito, insalata marina. Vai, vai, pulisci subito e fai presto. Allora? Lo curcio? Sì, lo chiami che è urgente. Costantin Gefalgheorghis. Sì, Costantino. Ma sei sicura che meriti la pena di... Ma scherzi? Ma che gente è? Va che baccalà. Baccalà da asfissiare tutta l'Italia. Pronto? Pronto, lo curcio? Ciao, come va? Bene, senti, sei sveglio bene? Dunque qui è grana sicura, eh? Ti ricordi di mannaggia che giornata al Bernini in giugno? Sì, ti ricordi la scena del mercato? E ti ricordi quella ragazza che faceva la carota? Ecco, bravo, quella, mandamela subito, mi serve. Sì, sì, stanotte anche, è lo stesso, sì, ma me lo confermi per telefono, eh? Sì, bravo, qui è San Mamerto, 2984. Sì, mi raccomando, trovala, eh? Ciao! Ma la troverà? Sì, altro che... Ma mi spieghi cosa hai in testa? Ah, Costantin, lasciami creare. Vediamo. Sì. Io sono la contessa, zia della duchessina Giulietta. Costantin, tagliati i baffi. A questo mai. E allora sarai un maggiordomo molto cafone, perché da questo momento sei il mio maggiordomo. Dunque, alle 8 arriveranno quei due. Cocktail a fiumi. Una parola. Oh, Costantin, come sei moscio. Senti, vai giù all'angolo da quello che vende i liquori. So Peppino? Il San Peppino. Siccome lui ha l'animo molto sensibile all'arte, vero? Tu gli rifili 3 o 4 di questi antenati, compreso quello iettatore che non posso vedere. E in cambio porti whisky, gin, cognac, kümmel. No, no, tu ti devi astenere. Sì, sì. Tu devi dare una bella lezione di stile. Meno quando io ti nomino Giulietta. Tu l'hai vista nascere? Chi? Giulietta, no? Quando io ti nomino Giulietta, tu sospiri, scuoti la testa così. Guarda, ti faccio vedere, eh. Dunque, Costantin, dico io.
La signora contessa vorrà perdonarmi? Dici tu. Guarda che ti puoi spingere sino alle lacrime, te lo dico io. Dai. Tu che, sta attento. Costantin? Oh, non esagerare, mica è morto. E che ne so io? Allora un pochino più, frenati, no? Dunque, Costantin? La signora contessa mi vorrà perdonare, ma... Ah, io la vedo là. Dove? Là sugli scogli. Io la vedo là. Mentre sta Scogli. Mentre sta giocando. Mentre sta giocando. Poverina. A che gioca? A ripetere. Julietta zum Wohl. Signora contessa? Sì, veniamo. Vogliamo andare? Ah. Ragazzi, a tavola. Sigmund qua e Bill qua. Avete fame, vero? Nein, danke. No? Meno male. Dicevi Costantin? Oh, già l'amore, oh cari cuccioloni. Peccato che ci siamo incontrati un pochino in ritardo, vero? È un po' strana, vero? È una zuppa d'erbe del dottor Hauser contro l'uricemia. Costantin, vuoi tradurre per favore? Uricemia? Uric acid. Beh, non insistiamo. Dato che i signori non soffrono d'uricemia, Quelle impossibile, uricemia, malattia di civiltà. What's that you're saying? Devo tradurre. non ha importanza. Bordeaux 1889. $3. Ma no, scioccone, non è il prezzo, è la data. Divertente. Sigmund, buono. E ricordatevi, ragazzi, che se per caso dovesse arrivare Giulietta... Quando arriva Giulietta? Tu direi a me quando arriva Giulietta. Calma. Se Giulietta... Costantin? La signora contessa mi deve perdonare, ma io la vedo ancora lì, no, là, giocherellare sugli scogli e... Costantin, a chi lo dici? Oh, scusate, è vero, dovete perdonarlo, ma lui è tanto affezionato a Giulietta, si può dire quasi che l'ha vista nascere. Scusate, ma io vado a lavorare per voi. Intanto bevete. Sei grande, vecchio bazooka, grande. Chiudi. Allora l'hai trovata. Allora spedicila subito. Come un momento. Aspetta. Vuole 3.000 lire al giorno oltre la paga. Sì, va bene, d'accordo. Spedicila questa sera stessa. No? Oh. E va bene. Arriverebbe qui a luna col trenino. Va bene. Lo specchio. No, niente, non diceva te. L'orologio. Sì, va bene, spedicila. Ciao, d'accordo. Fermi! Mascalzoni! Canaglie! Delinquenti! Costantin! Traduci! Den the kids through it! Anche a lui! Verhunde Lumpengelindel! Farabutti! Grafoni! Traduci! La parola, Costantin! Farabutti! Muoviti! Town jerks scoundrels! Giulietta! Ah sì? Volete notizie di Giulietta, vero? Ebbene, sapete chi telefonava? Era mia sorella, la madre di Giulietta. Io le avevo chiesto di mandarmi Giulietta per qualche giorno. Non è una Giulietta, allora! Costantin, telefonate immediatamente alla duchessa che non mandi più sua figlia. Non può rischiare la vita in mezzo a questi selvaggi. Traduci. Savage! Du wilder Mensch! Giù le mani, Costantin, soprassediamo. Se io vi porto Giulietta, promettete di non litigare? Ja, Giura. ich schwöre. E giura anche te. Ma sai quando arriva Giulietta? Non ve lo meritate, ma per questa volta domani. A che ora? Sono io che decido quando deve arrivare. Madame, Mm? il volatile. Costantin, che ci vuoi fare? Rimettilo dentro. E raccatta le coppe della pace. Hey, where's he going? Oh, dove vai, Sigmund? Dove vai?
Mia camera a scrivere mio diario. Deve guardare Giulietta per ispirazione. Vuol dare subito mio diario a Giulietta se non posso parlare per arre con emozione. No, you ain't going. Io andare in camera. Ah, basta, silenzio. Da questo momento decido io. Sigmund, diciamo vero come primo inquilino, ha diritto di andare in camera per primo. Tu starai in camera sino alle 2. Alle 2 in punto tu scendi e sale Bill. Intesi, vero? Vai, vai, Sigmund. Buonanotte. 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 Beh, poi tu dove vai? Voglio dare a Giulietta un regalo subito su arrivo. Ah. Cosa dare io a Giulietta? Oh, prendere dei fiori? No, un regalo molto, molto grosso. Aspetta, prendere dei dischi con le vostre belle musiche americane? Ma no, una cosa grande, forte, grosso. E allora prendele un carro armato. Ma mettiti qui e stai buono. Domattina andiamo a prendere un bel regalo e troveremo qualche cosa di grosso, di molto grosso. Oh, guarda. Uccelli di prima della guerra, che artigiani. Tra pochi minuti planeranno come di consueto il pasto quotidiano. Ma su, Bill, deciditi, è tardi. Tra poco arriva Giulietta e abbiamo ancora un sacco di cose da fare. Ehi, prendiamo quello lì. Quello? Sì, quello più grosso. E questo cosa sarebbe? Un battello, no? Ah, sì? Vede, se lei pesca su un fiume da una parte e ha messo la canna automatica dalla parte opposta, come fa a far la spola? Sì, a prendere il pesce da due parti senza un battello. Ah, glielo spiego subito, io vado dal pescivendolo e me lo compro, perché se lei crede di venderci la bottega in blocco, sappia che qui oggi di fessi ce n'è venuto uno solo, questo, perché a me la spola non me la fa fare nessuno, Giorotti. Via. Signore, io credo che ormai qui siamo attrezzatissimi per tutti i tipi di pesce, la signorina Giulietta resterà incantata. Cos'antè? Ma su, sbrigatevi. Madam Daly, let's go and fetch Giulietta. Ma non insistere, Bill, ti ho già detto di no. Vado io e incontro Giulietta. Ti ho detto, vai a casa e aspetta lì tranquillo e calmo. Vai a casa anche tu, eh? E tutti e due preparate una bella serata per Giulietta. E ricordatevi, avete fatto un giuramento? Auf Wiedersehen. Sì, ciao, auf Wiedersehen, ciao. What's all that stuff on that carriage, anyway, huh? Cosa? Cosa essere tutto quello? Dei fucili. Fucili? Cosa fare con fucili? Beh, non tutti possono comprare dei cavalli. Loro hanno perduto la guerra e si accontentano di qualche fuciletta. Avanti, andiamo presto. Hey, where's he going? Hey, wait a minute, you! Come on! E una... per arrivare a casa ce n'è un'altra ventina di curve. Io credo che l'arrivo di Giulietta sia del tutto superfluo. Ma vabbè, ma non si compreranno mica tutte e due, no? Ma andiamo, che il treno sta per arrivare. Muoviti, cammina. Esso scende da me, te fanno nera sti impuniti. Buttami la valigia, burino. E muovete. Dai. E quella? Sì. Ma è zoppa. Ma no, non è possibile, ieri sera ballava e deve aver forato. Sì, vedi che c'è un tacco rotto. Ciao, Peppina! Come va, Peppina? Ciao! Ti ricordi di me? Abbiamo lavorato insieme al Bernini a giugno, ti ricordi? Sì, eri quello che facevi il numero dentro al cammello e stavi dietro, no? Io dentro no, perché tu stavo fuori, facevo il marajà, facevo. Non mi ricordo. Beh, insomma, la cosa non ha nessunissima importanza. Permetti, Peppina, come ti chiami? Dellicolli. Ecco, Peppina Dellicolli, Madame Dahlia. Piacere. Che, è in arte anche lei? Sì. Ma insomma, me volete spiegare che cosa si tratta? Qui Gennaro mi ha fatto una strillata in mezzo a tanta casciara, ma io non ci ho capito proprio niente. Che è una rivista? No. Ah, ma un spettacolo. No, neanche, è un qualche cosa di un po' più privato, ecco. Beh, ci siamo. Capo? Dica, Quando passa il primo treno per Roma? alle 14:20. Bene, allora li sordi. Annata, ritorno in una giornata. Ma io
Ma che vuol dire? Vuol dire, primo, che te sei scordato l'indirizzo di tua zia per la roba privata. Io sono un artista. E secondo, che mi sono fidanzata con un peso massimo così. E che se quello vi a sapere qualche cosa mi sistema subito. E sai dove? Al Verano. Poi ci troviamo in purgatorio a fare la roba privata. No. Giulietta. Che? Non ti impressionare, è soltanto un nome di battaglia. Ah. Brava, brava. Prima di tutto niente roba privata. Ecco. Quello che voglio da te è niente roba privata. Meno male. Oh, adesso ti spiego. Dunque si tratta di una recita in famiglia. Oh beh, roba di educande. Quello che io voglio è innocenza. Innocenza, innocenza. Beh, mo non esageriamo. Sentite, perché non cerchiamo di parlare a tavola, che sto dalle 7 di stamattina con un maritotto? Hai ragione, Giovanotto, vieni. la valigia per piacere. Oh, e cerchiamo di camminare a poco, che non mi reggo in piedi fra la fame e sto buschero di Ma tacco. c'è una trattoria qui di fuori che insomma non è un granché, ma però... E lascia perdere, se marcia con qualunque carburante. Ulla. Accidenti! Manco un mese, comprate al Tritone, 7.000 svanzi che te ci sfottono pure, cucite a mano. Vedrai che ce la fa. A me fettuccine abbondanti. Benissimo. Vabbè, ci sto. Ho capito. Qua si tratta di non scontentare nessuno dei due e di non accontentare nessuno dei due, chiaro? Chiaro? Sulla cifra siamo perfettamente d'accordo. Beh, e mo non vi sta più bene? Ma voi non lo sapete il pericolo che corro con Romoletto? Lo sappiamo noi che è una cosa semplice, che è una recita in famiglia, ma lui che ne sa? Se quello vi a sapere qualche cosa, quello mena e poi ci ripensa. Quando ci riesce. Ma cosa vuoi che venga a sapere Romoletto? Poi non si tratta di cifre, per amor del E cielo. allora? Allora. Vedi, Giulietta, io ho avuto il torto di presentarti idealmente a quei due come una duchessa. Beh, anzi, io sono un artista, sai. Mia madre è de Marsiglia e mio padre è de Trastevere. Dovresti vedere quando si menano. Oh, ma lo sai che io canto pure in francese? Canta in francese. Ma vuoi senti cantare una canzone? Aspetta un momento. Sentimi. Quand je pense à ce moment que nous avons vécu sans janter l'amour, je voudrais encore une fois revivre avec toi le rêve de ce jour. Si tu peux me pardonner, je te promets que je t'aimerai toujours. Oui. Giulietta, brava, sei veramente brava. Ma vedi, una duchessa... Piantala con queste duchesse, ma che vengo da Barcani? Io vengo da Roma e se non ci stanno lì le duchesse. Ma poi che te credi che fa una duchessa? Me vuoi vedere? No. Dunque, cara, senti, sono stata da dado questa mattina, che soffre tanto, povero santo. Ha suonato, che me dai uno strappar circeo? No, scusi, non ce l'ha con lei. La signorina è un artista, sta provando. E dove lavora, la Lambra? No, recite private. Ah, private. Guardi, non è il momento, abbia pazienza. Angiolino, stai calmo. Ecco, bravo, metti qua. Grazie tante. Là. Hai visto? E questi sono gli italiani, con l'altri è roba da ride. Oh, mi sono fatta 3 anni di tedeschi e 3 d'americani. Va bene. Onestamente, eh? E per venirmi a sentire cantare con mia madre davanti mi riempivano la casa. Ho fatto crepate scatolette tutto il casamento. No, Giulietta, non ci siamo. Ah, no? No, perché io voglio una duchessa, ma una di quelle di una volta. Non so, che abbia una certa distinzione, uno stile. Oh, ma non vuoi piantare con queste gomitate? Perché mi hai preso per Romoletto? Ma lasciami fazzi, tanto qua siamo fra di noi. Guarda, eh? Giù il mignolo. Gomiti stretti? Bocca chiusa. Ah, così si tiene la forchetta. In questo modo. Senti, guarda, tu questa sera stai zitta e mangi pochissimo. Il meno possibile. Ma che cos'hai, Giulietta, dico io? Oh, zia, sono così stanca. Anzi, fa una cosa, dillo in francese, fa più effetto. Oh, je suis si fatigué. Ma andiamo, cara, ma su, ma col tuo esaurimento devi mangiare. Oh, zia, mi è impossibile, la solita emicrania. Se non ti dispiace io vado a letto. Così te ne vai e lasci fare a me. Beh, non fammo scherzi. Ho capito. Mangiare non devo mangiare, parlare non devo parlare, non mi posso muovere, ma me vuoi dire che cosa devo fare? Niente, lascia fare tutto a me. E ricordati, semplicità, distinzione. Stile. Ecco, stile, lo sguardo assente, un po' sognante. Ah, sì,
Come sguardo te faccio quel che te pare. Ma sto stile, me vuoi dire come lo famo in queste condizioni? Erano decadute forte le duchesse d'una volta. Ma no, naturalmente c'è tutto da rifare. Sarta, parrucchiere, calzolaio. Ce n'è del lavoro prima di questa sera. Anzi, bisogna sbrigarsi. Oh, sì, non t'agita tanto. Tu mettemi addosso un vestito come se deve. E poi te faccio vedere io al pranzo di stasera. Va bene, bello di mamma. Sì, ho capito. Sì, diamine. Stringi Insomma, qui. uffa! C'è ora? Giulietta! Ci manca anche Giulietta ora. Allora ragazzi, ma mettetevi a calletia ora. Con una mano mi fate scrivere americano, con quell'altra qua, con quest'otto ma insomma, maledetto del freno che ci ha portato, maledetto le vostre razze. Madame, Sì? io farei un oro cimabue con una grande mesh Rembrandt. Andrea, sei un mago. Ma intanto lavala e preparo lo shampoo. Volete darmi un momentino alla bambina? Sì? Grazie. Andiamo. Vogliamo provare l'abito da sera come va adesso? Ma come si fa a provare in queste Ma condizioni? quale condizioni? Ho requisito tutto il negozio? Anita, per amor del cielo, mi raccomando una cosa, la vita deve essere stretta, fianchi strettissimi, aderentissimi al corpo. Madame Dalia. Sì? Pronto? Ma pronto? Sì? Andate di là. Provate questo, il mantello da viaggio. Pronto? No, Costantin. Fino a questa sera niente Giulietta. E allora portali a fare una passeggiata. E allora chiudili in una stanza, arrangiati. Ti ho già detto che Giulietta la vedranno questa sera all'ora del pranzo, 8:30. Che Dio ce la mandi buona. Ragazzi, su, attenzione. Sigmund, un pochino più a destra. E tu fermo lì, Bill, fermo. Ecco. Su, Sigmund, lì. Ecco, stop. Va bene. Lega, su. Oh, bravo. Bill? Beh, ma lega anche tu, fa presto. Oh. Ok? E ora, ragazzi, qua. E intesi, Questa è zona tedesca e questa è zona americana. E io e Giulietta per il momento staremo nel mezzo. Chiaro, vero? Signora Contessa, donna Giulietta sta scendendo, posso servire? Ah, benissimo. Beh, che cos'è questa emozione? In fondo è una ragazza come tutte le altre, no? Fuori il petto! E tu cosa stai facendo? Ma vieni qua. Giulietta, ecco gli amici di cui ti ho parlato. Oh, Sigmund Schwanzenhausen e Bill Miller. parlez-vous français? No? Et vous? No. Oh, c'est dommage. Tesoro. Lei quando è stanca parla solamente francese, è stata educata a Grenoble. Oh, è così delicata, povera piccola. Tutta colpa della guerra, dei vostri stupidi bam 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 bam. Però bisogna dire che si sanno far perdonare, vero? Guarda quanti fiori, quanti regali, li vedrai dopo pranzo, cara. Come on, Julietta. No. Oh, Bill, che fai? Wait a minute. Look. It's yours. Tuo. Mio present. Regalo. Già, Bill sa che vai matta per i cavalli e voilà. Oh, mon Dieu, qu'il est bon. Madame Dalia. Merci beaucoup. Ma tu hai un'altra passione, la sì? pesca. Oh. E a questo ci ha pensato il nostro signor Sigmund. Vedi là, guarda, ci sono canne, fucili e 74 mosche. Mosche? Sì, mosche. Vedi quello scatolone? Ci sono tutte mosche finte. Mosche per l'acqua chiara, per l'acqua scura, per i dentici, per i muggini. ma che è un bello. vero tesoro pure lui. Merci beaucoup. Madame? Ecco. A tavola, ragazzi. Giulietta, siediti qui. E tu, Bill, di là, passa il nastro. Grazie. Beh, questo che è? Il confine. Questi birichini hanno vinto il premio per la pace, però qualche volta se ne dimenticano. E allora noi abbiamo creato due zone, quella tedesca e quella americana. Beh, Costantin, cominciamo coi tacchini. Madame, dovevano esserci 2 minestre, tedesca e americana, ma la cuoca ha confuso le ricette e ne ha fatta una sola. Ho creduto bene di non servirla. Benissimo, tanto più che questi tacchini sono splendidi. Strano, se non ci fossero le bandiere si confonderebbero, si assomigliano tanto, vero? Costantin, una all'americana, bene. E voilà!
Fai come me, Giulietta. Prendi una coscia tedesca e un'ala americana. Ecco, così. Nein, danke schön. Ma che cos'hai, Giulietta? Je suis si fatiguée. Andiamo, cara, lo sai perfettamente che col tuo esaurimento devi mangiare. Ma non è possibile, zia. La solita... Emicrania. Poveretta. Anzi, se non ti dispiace vorrei andare a letto presto, così te ne vai e lasci fare a me. Beh, Giulietta, ora non esageriamo, vero? Questi ragazzi aspettano da 7 anni. Guarda, dopo pranzo 5 minuti soli. 5 minuti di qui e 5 minuti di qua. Bene, cara? Prosit. A votre santé. Giulietta? Giulietta? Di qua? Puoi passare di qua, cara? Sì. Scusa, Na, bleib aber doch hier bei mir, das geht doch. Ma mo' è impossibile, tocca pure un pochetto a quello, non te pare? Sì, buono. Madame Talia, Sì? questo non corretto. Fermo, fermo! Ah, non hai tutti i torti, Sigmund. Giulietta! Ma Giulietta! Oh, mon Dieu! Ah, lo sapevo. Juliette! Hey, what's the Ecco matter, qua, honey? hai visto What Giulietta happened? col tuo esaurimento? Mi puoi lasciare stare perché ora stai in piedi da sola. E tu non ti muovere di lì, non passare il nastro, sai? Su, cara, non è niente, è soltanto un pochino di stanchezza. Ora vai a dormire perché domani ti si prepara una giornata piuttosto faticosa. Buonanotte, cara. Saluta. Good night, honey. Sì, già, buonanotte, buonanotte. Saluta. Bonne nuit. Vai, su, Giulietta, muoviti. Guten Tag. Bonne nuit. Buonanotte. Madame Talia? Sì? No? Tu fermati qua, capito? Di, Sigmund? Io ho preso mia decisione. Manda via quello. Perché? Perché io sposare Giulietta. Ma, Sigmund, mi pare che Giulietta abbia molta simpatia per te, ma tu precipiti. Io sposare Giulietta subito. Ma come subito? Vorrei mica sposarla stanotte. E poi bisognerà sentire lei anche cosa ne pensa. E la famiglia? È una famiglia molto antica. Guarda, a un caso si potrebbe parlare di fidanzamento. Ja, fidanzamento. Calmati, Madame Sigmund, Talia. calmati. Alt, tu non ti muovere di lì, Stop. Intanto senti, tu ci ripensi su un momento, Aspetta, stai qui buono e io ritorno su.
Io dovrei parlare. Parla, Bill. Very important. Una cosa molto, molto grossa. Non mi dire niente perché forse hai indovinato. Tu vuoi sposare Giulietta? Yeah. E subito? Yeah. Lo sapevo. Senti, tu sei piaciuto un sacco, vero, a Giulietta? Ma... Beh, insomma, ragazzi, armistizio, avanti, vieni, Sigmund, passa il nastro perché qua bisogna parlarci molto chiaro, eh? Dunque, mi sembra evidente che tutti e due avete provato una certa attrazione per Giulietta e credo che tutti e due abbiate delle intenzioni serie. Oh, forget that. Zitti! Zitti! Silenzio! Silenzio! Noi apparteniamo a un mondo che ha una sola bandiera, libertà. E non vedo perché proprio Giulietta non debba essere libera di decidere. Ma come può decidere se non vi conosce? Voi la conoscete da 7 anni, ma lei, povera piccola, ma è necessario che sia un po' con voi. Naturalmente non tutti e tre insieme, no? Man, he doesn't want to marry the girl I want to marry. Energumeni! Oh, divideremo la giornata e la tireremo anche a sorte. Avanti per te, Sigmund. Fai vedere? 5 di picche. Per te? 7 di fiori. Benissimo. Allora tu, Bill, domattina prenderai Giulietta e la porterai a passeggio. Alla 1 precisa la riporterai indietro e il pomeriggio tu la porterai a pescare. Bill, guarda! Tu piacere questo? Sì, quanto è caruccio! Io comprare tutto. Sì, pure il pastore. L'agnello, mi piace quell'agnellino lì! What? Così small? It's piccolo, solo piccolo? E che te vuoi portare dietro tutte le pecore? Su, comprami l'agnello, presto! All right, we'll see what we can do. Come on, come on. Abbi, mi fai provare da sola? No, sola no. Tu, aspettare qui, non muovere. Hey there, io comprare questo. Ma bestiaccia, vattene che vai qua intorno! Mannaggia, la miseria sta correndo! Via di ripetta e piantala da dimmi che son matta. L'amore è bello quando hai perso il cervello. Che? Abbi, sono le 5. E qua famo notte. Canta ancora. Sì, cocco de mamma. Mo senti cantare quando arriviamo a casa. Se doveva tornare all'1, siamo in ritardo solamente di 4 E ore. che mi frega? C'è marci forte, hai imparato pure a parlare romano. Abbi, mo quando torniamo non te compromette. What? Non t'hai da menare con quello. No, e che me ne frega? Tu, mia fidanzata. E a ridacce, sa, con sta fidanzata. Abbi, non ci possiamo fidanzare subito, te l'ho già detto. Mi piacerebbe di venire in America con te, tu mi sei simpatico. Ma che vuoi, ho promesso a zia di andare a pescare con quell'altro prima di prendere una decisione. Tu non pescare. E lassa me fa, domani glielo dico io a quell'altro che me lassi perdere, che non c'è niente da fare. Mi piaci te, muso de Picasso. Sabato, finito lavoro, andatomi a casa in bosco per essere solo con Giulietta. Da mia finestra tutto cielo argento, grande bosco nero pieno di grandi cervi. De che? Cervi, animale grandi con tutto corno. Ah, ci avete pure i cervi all'ane, ma come vi siete organizzati? Alba, tutto bosco cantare di uccelli. Da foglie bagnate sortire cervi, venire mia finestra. Tutti animali in bosco, venire mia casa senza paura. Lunedì. Non poter lavorare, andare con mia barca, pensare a Giulietta, mare, good. Oh, ma mi fai vedere che giorno siamo? 2 settembre 1947. Oh, e dovevamo arrivare al 51. Ma me vuoi dire dove andiamo? Qua finimo in Africa. Dammi retta, torniamo a terra. Ci troviamo un posto tranquillo e me leggi tutto quello che vuoi, ma senza mal de mare, te prego. Nein. Oh. Giulietta! Più forte! Giulietta! Più forte! È inutile, Bill, non sentono. Ma prova tu. Oh. Giulietta! Io volevo andare là, trovare una barca subito. Lui e l'open with Giulietta, rubare Giulietta, portarmi una barca. Bring me a boat! Ma sì, Bill, calmati. Troveremo la barca.
Madame Dahlia? Sì. Madame Dahlia! Oh, sta buono, Bill. Ti ho detto che ti manderemo la barca subito. Ma sì, aspetta, uffa. E allora? Aveva ragione Cleofe. Ci vorrebbe la barca, ma per noi... Beh, che cosa c'è di nuovo? Oh, di nuovo niente, anzi c'è qui qualcosa di molto antico. Lo stemma di Casa Pescetti. Vogliamo aprirla? Sciocchezze, sciocchezze. Leggi su, leggi? Signora, per usare un appellativo del tutto inadatto. Come? Signora, parentesi, per usare un appellativo del tutto inadatto, chiusa la parentesi. Retorica, continua. Ho avuto oggi conferma dell'inqualificabile uso che ella da 3 mesi sta facendo della mia villa Il Riccio di Mare. Le comunico che ho già sporto regolare querela contro di lei e contro il suo degno compare. Retorica, hai ragione. Riceverà quanto prima una visita del mio amministratore Ragionier Zeppini, da me incaricato di prendere le consegne e l'ammontare dell'affitto più volte richiesto e di liberare il Riccio di Mare dalla sua sgraditissima presenza. In attesa delle misure che la giustizia adotterà nei suoi riguardi e che non saranno mai adeguate al danno morale arrecatovi, si abbia i sensi del mio più profondo disprezzo. Maddalena Segheroli Pescetti. Già, ci mancava anche il ragionier Zeppini. Cos'antè? Lo sai qual è il guaio? Che qui ci rovina tutto quel cretino di Sigmund. Ma dove sarà andato adesso? Madame, un piccolo naufragio, io credo proprio che risolverebbe la situazione. Non dire stupidaggini. Qui bisogna anticipare l'ora X. Se mi riuscissi di acchiappare quel cretino. Ma sì, ho capito che me vuoi bene, che so 7 anni che non pensi ad altro, che mi dai tutto quello che voglio. Dammi quel che te pare, ma dammela terra. Nein. Torniamo, ma se posso me che vuoi? Fidanzamento o tot! Che de? Morte! De tu nonno, torniamo a terra, Sigmund. Nein. Mannaggia, proprio de Marte mare, dovevo morire. Noi fidanziamo! Noi fidanziamo! Sì, fidanziamoci, ma volta, Tu Sigmund. giura. Tu giuro quel che te pare, ma Tu volta. giura. Vino caldo. Ecco. E una pasticchetta per dormire. Sì, sarà bene che tu dorma. E lasci fare a me. Mi hai già combinato un sacco di guai. Stupida. Su, bevi. Ti fidanzi con Billy il primo giorno senza dirmi niente e pazienza. Io mi regolo, lo porto a comprare l'anello, ti vedo già piazzato in America. No, signore! Dopo 5 minuti ti vai a fidanzare con Sigmund. Ma me lo dici che cos'hai in quella testa? Tanta di quell'acqua di mare che mi pare d'essere diventata un baccalà. Per fortuna. L'unica cosa intelligente che hai saputo fare è quella di prenderti il raffreddore. Ma come avremmo fatto questa sera con 2 fidanzati? Magari fossero 2 soli. E di quello di Roma, che ne famo? Bevi. Continua a ridere, razza di disgraziata. Te ci volevo vedere a te in queste condizioni. Sì, qua c'è scappa per morto. Ora non esageriamo, quei 2 sono giù tranquilli. E in quanto rumore... Ci sei. Oddio. Non ti muovere, Simone. Chi si muove? Ferma, non ti No, muovere. sto impunita. Fermi! Bill! Sigmund! Ma che diavolo fate? Bill! No, Sigmund! Ma insomma, ma che siete impazziti? Oh! Madame, non sia qua! Vabbè, li lascio sfasciare tutto. Ma vai, muoviti, ramolito, vai, muoviti! Muoviti, t'ho detto! Ferma! Ferma! Basta, ho detto! Oh, Sigmund! Bill! Fermatevi! Fermatevi! Giulietta! Ma che non funziona più neanche Giulietta! Ma sono diventati pazzi! Dai, muoviti! Ma vai! Ma vai, fatti sotto! Vai! Così l'anime! Fermi, andiamo! Smettetela! Halt! Hands up! Hands up!
E ora? Ma senti, vorrei lasciarmi riflettere, no? No! Signora, mi pareva hanno bussato alla porta. Ma cos'è successo? E due, moscaccia miseria. No, io pagherei a sapere come hanno fatto a ammazzarsi tutti e due insieme. Cleope, ripeti. Che cosa hai detto? Ma che parlo inglese? Ma si può sapere come hanno fatto a ammazzarsi tutti e due in una volta? Ecco l'idea. Costantin, Billy in cantina. Come? Svelto, caricatelo sulle spalle. Ma dico, ma... Non fare discussioni, prendilo sulle spalle, portalo in cantina e mettilo nella stanzetta delle patate. E se per caso si dovesse svegliare, non farlo uscire. Digli che ha mezzo ammazzato Sigmund, che gli ha dato un colpo in testa, commozione cerebrale, che è gravissimo, che c'è la frattura del cranio, fai te. Ma insomma l'importante è che non esca dalla cantina. Cleope, andiamo. Su, portalo via, presto? È una parola, ma per dove lo piglio? Lo prendi per i piedi, no? Oi. Molto bene, Costantin, bravo. Vieni. Andiamo, su. Su. Aspetti un po', Dio signora, ma si va di molto lontano. No, solo in soffitta. Ha detto steccolo. Chi l'avrebbe pensato un vecchiaio andare a finire ancora nella misericordia? Ah, su, Manco vecchina. Hai preso, Cleope. Sì, Cleope, hai preso. Ho capito. Ma non fare così. Mamma mia, del cervello. Dentro. Mettili. Sì. Vieni. Bello, vai. Erste Batterie, Feuer! Sta zitto. Für Deutschland! Metti giù. Sigmund, svegliati. Ehi, Sigmund. Madame Dahlia. Oh, meno male. Mi senti? Mi capisci? Ah, ja. Lo sai che cosa è successo? Non ricordo. Te lo dico io. Hai ucciso Bill. Was? Ich habe ihn getötet? Shh, e sta zitto che non ti sentano. Hai una buona mira, Sigmund. Un colpo al cuore e un altro qui. E lui è giù disteso, con quei suoi grandi occhi di fanciullo ancora aperti. No, non rivedrà più il suo Texas. Let me at him, put up your Zitto! Dove essere? In cantina. Perché? Perché qua sopra il signor Sigmund sta morendo per colpa sua. Tavola, testa, frattura del cranio. What? Fracture of the skull. No. E come no? Sì, è un affare piuttosto brutto, caro signor Zitto! A terra! Oh, Bill, che cosa hai fatto, Bill? Ma dov'è Sigmund? Io voglio vedere Sigmund. Troppo tardi. È morto stringendosi al petto la coppa della pace. What are you saying? E now, ora, che faccio io adesso? 30 anni di reclusione, Bill. What? 30 years in prison. 30 years? Altro che. Bill, tu devi fuggire subito. Non c'è tempo da perdere. Ormai Sigmund è morto. But I... Lo so che tu non volevi ucciderlo. Tragica fatalità. Tragic fate. È inutile sacrificare due vite, la tua e quella di Giulietta. Giulietta, dove essere Giulietta? Oh, non parlarmene. Ho avuto uno shock terribile. Io voglio vedere No, Giulietta. fermati. Ora dorme, poverina. Ho dovuto darle un sonnifero per calmarla. Sembrava come impazzita. Look, Bill, non c'è tempo da perdere. Tu devi fuggire subito. Ma Giulietta... Ma sì, ti seguirà. E tutte e due vi rifarete una vita là, sulle isole del Pacifico. Costantin, bisogna trovare subito un imbarco clandestino al signor Bill. Per il Pacifico? Ma no, l'importante è che lasci l'Italia. Costantin, vai immediatamente al porto. Tu hai un sacco di amici, vedi di sistemare tutto, no? Madame, costerà un po' caro, Ma che cosa vuoi che me ne importi? Ma vuoi che io lasci sacrificare mia nipote? Vuoi che la faccia sposare ad un ergasolano? Oh, no! Ecco i miei gioielli. Prendi. Madame Dahlia,
Io ho molto denaro. Ah, sì? Bene, Molto bene. bene. I have traveler's checks. Oh, vediamo un po'. Ottimi. Questi sono spiccioli. Vuoi firmare qualche segno? Sì, Bravo, meglio mettiti giù. prudente, sì. Ecco, presto, presto. 1, benissimo. 2, ecco 3, basta, basta. Sì, sì, basta. No, prendi. Sì. Vuoi andare, caro? Sì, Ti paga sì. qualunque cifra, eh? Sì, sì, sì. Non ha nessuna importanza, tutto quello che vuoi. Costantin, vuoi porgere l'estremo saluto alla salma del signor Sigmund? Grazie. Madame Dahlia, please let me see. Io voglio vedere Giulietta. Oh, lasciala dormire, Bill. Tu non sai quanto ho sofferto. Ma non sai che cosa ha detto quando si è trovata di fronte al cadavere di Sigmund? Zia, salva Bill. Ma figliolo, ho detto io. Ma tu l'ami ancora? Un assassino? Scusa, Bill. Sì, zia. Lo seguirei anche sulla sedia elettrica. Perdona, Bill. Puoi essere sicuro di lei. Tu fai una cosa. Scrivile una lettera prima di partire. E io intanto butterò il cadavere di Sigmund in mare. What? Sì, sì, io sono con voi, ragazzi. E se il delitto sarà scoperto mentre voi siete lontani, io siederò sul banco degli accusati. Ora prendo il cadavere di Sigmund, un grosso sasso e giù, dove l'acqua è più profonda. Certo che l'imbarco costerà un po' caro, signor Sigmund. Anzi, forse sarà prudente che lei mi firmi un altro assegno per l'equipaggio della nave. Sa, qui dobbiamo comprare il silenzio di un'infinità di gente. Anzi, permette, scusi. Ah, bene, bene, c'è del liquido, può servire per le piccole spese. E anche i documenti fanno comodo. Permette, forse sarà prudente che io mi porti via tutto. Arrivederci. Lei non si muova per nessunissima ragione. Io torno subito. Ich muss mit Giulietta sprechen. Come? Io voglio parlare a Giulietta. Ah, beh, a questo penserà Madame Dahlia. Sarà qui a minuti. Io l'ho lasciata che stava lavando il cadavere del povero signor Bill, ma aveva quasi finito. Mia cara Giulietta. No, scrivi. Mia adorata Giulietta, in questi tragici momenti, mentre i miei buoni amici senza H? No, amici. Mentre i miei buoni amici stanno preparando la mia fuga, Insomma, questi due... Capricci, capitano, capricci da miliardari. Gente che potrebbe benissimo viaggiare in transatlantico, in aereo, ma vogliono viaggiare in mercantile, in peschereccio. Hanno la mania della pesca tutti e due. Ho capito, ma perché non possono stare insieme? Ma gliel'ho già spiegato, capitano. Ma con quello che spendono del resto mi pare che avrebbero diritto a un peschereccio intero, no? Capitano mio, io voglio farle fare un buon affare. Del resto, se poi lei preferisce prenderne uno solo, io le lascio... No, un momento! Che sprescia che c'ha la... Beh, ci aggiunga 10.000 franchi. Va bene, vada per i 10.000 franchi. Anzi, 15. No, abbiamo detto 10, abbiamo detto... Due portafogli, e come mai? Capirà che coi tempi che corrono non si sa mai, potrebbero fregarmene uno e io c'ho sempre la riserva. Per questo qua i 10.000 franchi. Momento, li mettiamo in una busta. Niente di male, il vino porta bene allegria. Verificato, tutto è a posto, si sente, Allora siamo d'accordo, lei mi manda subito le 2 scialuppe davanti alla villa. D'accordo? Una a destra della scogliera e l'altra a sinistra. Poi me le piazza uno a prua e l'altro a poppa. Oh, mi raccomando che non si incontrino finché non siete lontani dalla costa, perché poi una volta in alto mare non ha più nessunissima importanza. Lei oramai è a posto, gli fa fare una bella pescata, un buon caciucco e poi me li sbarca dove vuole lei, un po' in là naturalmente, Portofino, Chiavari, Rapallo, dove vuole lei. Sì, che penso mi. È la storia di nulla, non si finisce mai, Vive. Stai zitto, ma che fiata! Ma che ci hai messo dentro, scema? Sì, secchi, un deve essere no? O invece dato un casennato del collo. Dai, forza. 1, 2, ovviare. Fra poi col dietro. Arma Bill. Poor Sigmund. Vieni, arrivano le barche. Andiamo, salta.
Ma sciagurato, cosa fai? Ma non puoi entrare, c'è il dottore. L'ho fatto venire perché la sordegni del sonno. Poverina, il cuore, il polso. Ma vuoi farti scoprire? Vuoi mandarci all'ergastolo tutti quanti, ora che c'è una via di salvezza? Io voglio vedere Giulietta ultima Ma volta. tu sei uno stupido! No, basta che tu gli mandi un telegramma quando sbarchi. Giulietta arriva subito. Ma lo sai che non può vivere senza di te. Solo un Ma minuto. vai a preparare la valigia. C'è il dottore, io lo mando via. Vai, che la barca sta arrivando. Madame, c'è la barca! 2 barche! Aspetta. Vieni. Fai presto, Billy. Non abbiamo un minuto da perdere. Ci potrebbero scoprire. Ma Giulietta! D'accordo. Senti, tu appena arrivi, mandi un telegramma e noi arriviamo subito, Ok. capisci? Con qualunque mezzo. All right. Che Dio ti benedica, figliolo. Vai, caro, vai. Ehi! Aspetta. Ecco. Piano. Metti giù. Vai piano. Io voglio dare il mio diario a Giulietta. Sì, ma fai piano. Muoviti. Oh, sta tranquillo, Sigmund. Al nostro pesciolino ci penso io. Te lo spedisco subito appena arrivi, eh? Ciao e buona pesca. Ah, scusa, il tuo portafoglio. Ah, danke schön. Ciao. Auf bald. Ciao. Ciao. Tempo. Invenzione degli uomini. Come può essere lunga una notte? Doch schon, aber... Sigmund! Bill! Oh, God, what heißt das? Let's go back! Aber subito indietro! Hey, Captain! Turn this boat around! We have to go back on land! Subito vogliamo tornare in cielo! Subito! Sì, a terra, subito! Turn it around! Come on! Capitano! È il momento, Venio. Capitano, subito in coperta! Un momento, dito! Oh, dunque, vediamo in pittin, 42, 7, 49, 49, 2, 50. Andiamo bene. Vediamo in pittin. Doveva avere effetto in buon affare, doveva avere effetto perché tu... Oh, che mi pige l'accidente secco! Oh, Bertomè! Bistecca! Sciacaluga, Giovanni! Parodi! Li beccio! Dove sono? Let's go back! Tornare indietro! Capitano, noi volere tornare subito a terra. Ehi, Aspettare. galantomi, guardate un po' cosa c'era nella busta, 35.000 franchi. Io voglio i miei denari. Voglio il denaro, Esatto, io pagare. Vedete. Sarebbero questi i vostri dollari? Ci fidiamo anche per il fondo delle braghe. Legateli e consegnateli al fuoco, consegnateli carrogne! Sporcacci! E ti se t'acciappo figlio della buona donna, te l'infilo in tu coscio. Schifoso farrabutto squercio da lì! Guarda, fa presto? Beh, chi è? È il taxi?
Dio non voglia, ma dalle descrizioni ho paura proprio che si tratti di Romoletto. E liquidalo. E liquidalo. Liquidazione difficile, merce abbondante. Ah, su, muoviti, muoviti. Peppino! A Peppino! A Peppino! Ma da via tu sta Peppino? Se non mi dici dove sta Peppino? E sta per naso e te la pizzica in fronte. Hai capito? Peppino! Peppino! Andiamo! Accidenti, ma che cos'era, un uomo o un rinoceronte quello? Pazzo! Maledetto! Corri. Sì. È arrivata adesso. No, meno male. No, egregia signora, prego, si accomodi anche lei, signore. Favoriscano, vedranno come stavamo presto. finendo, Prego. No, ma dobbiamo andare fuori, abbiamo da fare. Ragionier Zeppini, Ah. inviato della contessa Pescetti, come da raccomandata con ricevuta di ritorno. Ah, sì, ricordo. Beh, che cosa desidera? Desidero 4 mesi di affitto della villa e di prendere immediatamente le consegne, prego. Sì, ma dobbiamo uscire, dobbiamo... No. Desidero inoltre controllare l'asserzione secondo la quale alcuni quadri raffiguranti antenati della famiglia Pescetti sarebbero stati venduti nella vicina località San Mamerto il 6 ottobre ultimo decorso. Ah, ma non è vero. Il 6 Ma ottobre non è vero. I quadri sono No. ma ragioniere, ma i quadri li controlliamo fra un'oretta. Adesso No, quando uno dice no, è no. Anzi, desidero dirle che intendo procedere ad una immediata verifica dei quadri esistenti nella villa secondo nota. Prego, si accomodino pure. È inutile insistere, caro signore. Guardi, Avanti. noi andiamo un momentino fuori, perché è una cosa... Prego, signora, ma ragioniere, ma che maniera è questa? Ingresso. Vediamo un po'. Natura morta con zigne, dalie e tulipani. Ma che cosa? Non ci badi, ragazzi. I bambini. Ma non si direbbe. Ma ad ogni modo procediamo con ordine. Fanciulla con pestello e numero un pollo. Perfettamente. Chiudi. E anche il ragioniere è sistemato. La mia spilla. Andiamo, svelta. Fa presto. Corri. Una volta buona. Maledizione. Vai. Andiamo, presto, smetti! Chi sei tu? L'autista del tassì. Chi aspetti? Quei due signori. Andiamo, entra. Andiamo! Un dentro! momento. Chiudi il cancello e prendi la chiave. È questa la villa? Sì, questa. Dove hanno buttato il morto? Dunque, io ero là dietro, ho tirato sulla lenza perché ero rimasto senza bachi. Ma che bachi? Dove hanno buttato il morto? Ha fatto un tuffo dagli scogli. Ma chi? Il morto deve essere là dietro. Su! Avanti, presto, metti! Aiuto! Aprite! Mascalzoni farabutti! Arrestatelo! È uno! Dico! Ma chi siete? Ma io non vi avevo ancora chiamato! Non fa niente! Lasciatemi! Piantala che meraviglia, Romolì! E piantala! Norcinaro! Avaccaro, macellaro, mostro de Londra! Tenetelo che non lo rovina! Fermi tutti! Polizia! Prendetelo! Tenetelo fermo! Arrestatelo! Romolè, sei tu il Tiburtino, dai! Lasciatemi! Io sono il ragionier Zeppini! Affari! Fermo! Avanti, venite! Fermi! Eccoli là! Scappano! Dove? Là! Mannaggia! Tu con me! Correte, presto! Avanti, smetti! Via!
una macchina, un taxi con un uomo e una donna dentro. Dove è andata? Di là. Avanti, presto! Guardala il nostro commissario come corre. Ecco un funzionario che farà molta strada. Guarda, Costantin, quella jeep laggiù in fondo. Sì, c'è Giulietta sopra, lo sento. Naturale, si arrestano gli innocenti. Ma voi non sapete chi sono io. Io ho un cognato onorevole. No, non finirà qui. Mio cognato, l'onorevole Berchielli, ne parlerà a Montecitorio. Sì, ne parlerà a Ma che aspetti, annaccia pure te a Montecitorio? Ma va, moriamo. A non bel dire, ma il Corriere è sempre un gran bel giornale. Che carta, che carta! Denaro, sempre denaro. Chimere. Ma guarda, guarda come tutto è piccolo di quassù e già così lontano. Dove saranno i nostri pellegrini? Forse sono quelli? Ah, sì, sì, lo sento, sono loro. Che cari ragazzi. Lavorare! Arbeiten! Work! Bill, tu hai fatto male. No, Sigmund's nothing serious, thank you. Bill, pelare io tue patate. Sei qui, bitte. Thank you.